Con la presentazione ufficiale e a causa del contagio virtuale di ieri sera al Teatro Comunale di Treviso è iniziata ufficialmente l'epoca del Prosecco Rosé, voluto fortemente dalla DOC trevigiana e dal suo presidente Stefano Zanette. Un vino dai numeri importanti, ad oggi dagli oltre 24.000 ettari delle 84 aziende della denominazione, le bottiglie prodotte sono 12,2 milioni con un volume d'affari che sfiora i 2 miliardi di euro. Prima risposta a quanti più che bollicine colorate parlavano di bolle di sapone. Se le bolle di sapone sono queste, ben vengano. Per quanto riguarda il salto di qualità, io ritengo che più che un salto di qualità sia un'opportunità che viene data al territorio, dove nella gamma Prosecco viene aggiunta anche la variabile rosato. Posizione del presidente di un'organizzazione che comprende produttori delle tre denominazioni e che non nasconde la fatica di mediare tra i puristi della DOCG, UNESCO, e i viticoltori di pianura, la cui frattura rischia di essere amplificata da questa nuova sfida della DOC. Io non ritengo che debba essere così. La diocesi è indubbiamente la punta di diamante di un sistema che è il sistema Prosecco, che va valorizzata e considerata come tale. Per quanto riguarda altre zone dello stesso territorio vocato appunto a Prosecco, secondo me queste opportunità non vanno perse. Intanto il Rosé deve registrare l'ostilità del Carso con i produttori del Prosecar che avrebbero fatto marcia indietro sul disciplinare comune con la DOC proprio a seguito del lancio del Prosecco colorato. Questo non ferma gli obiettivi del Prosecco corretto Pino Nero, che per fine anno è quello di arrivare a vendere 20 milioni di bottiglie, mentre il target in ottica 2021 è di 50 milioni di bottiglie, con una quota del 15-20% destinata al mercato interno e il restante 80-85% pronto a volare sui mercati stranieri. Non a caso, ieri il Del Monaco era collegato con le case Prosecco di New York, Londra e Amburgo. E in un tempo dove il virus ha decimato le vendite per il settore ristorazione, l'export si rivela la valvola di sfogo di tutta la produzione, sia DOC che Asolo che Superiore Conegliano Valdobbiadene. Una situazione oggettiva che fa dire al presidente Facchin. Bisogna fare una promozione comune, bisogna superare i campanili e bisogna assolutamente spiegare cosa vuol dire investire 600-700 ore all'anno in una riva pendente piuttosto che un terzo del tempo nella piana. Poi il consumatore deciderà qual è il prodotto che preferisce.